Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Hard Production, io sono Nicola e oggi voglio presentarvi lui, il Tarantula X6. Ho questo drone da quasi un anno e ho deciso di presentarvelo perché è davvero divertente da pilotare, potete fare tantissime evoluzioni. Non andrò ad annoiarvi con l'unboxing, potete vedere dal nastro isolante questo quadricottero ha subito più di un crash in quasi un anno di vita. Avevo rimosso da subito le protezioni e i supporti per l'atterraggio e il decollo perché erano di una plastica veramente scadente, al fine di renderlo più leggero e veloce, ma già di suo è molto veloce. E come potete vedere è ancora tutto intero. Questo video non vuole essere una vera e propria recensione, ma più che altro voglio mostrarvi come vola questo simpatico giocattolo. Andiamo quindi a vedere qualche volo con il Tarantula X6 e per farlo ho deciso di andare al lago Simbirizzi dietro Quartu con il mio amico Mattia. Ad accoglierci ci sarà un bellissimo tramonto, quindi spero che le riprese vengano bene, probabilmente ci sarà un po' di vento. Vi lascio qualche link in descrizione sia al drone e vi lascio anche quello alla mia pagina Instagram. Valutate di iscrivervi perché spero seguiranno altri video simili a questo, ma magari anche un po' più dettagliati. Andiamo a volare, ma prima intro. Andiamo a fare la sincronizzazione. Siamo alla potenza minima e con questo vento diciamo che va bene. L'ho messo alla massima potenza, ma questo vento un po' lo disturba. Come potete vedere è molto veloce. Guardate se lo mando col vento a favore. La mattina. Adesso andiamo a vedere una cosa, andiamo a spegnere completamente i motori e riaccenderli a pochi metri da terra. Pronti? Via! E come lo sollevo se lo faccio del vento. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Off! Partigiano, portami via! Lo rifacciamo tutto. Allora, in qualche recensione troverete qualcuno che dice che questo drone è idoneo ai principianti, non è vero. Andiamo a tenercelo vicino, spegniamo i motori. È grande scena. Come potete vedere l'assetto che prende il drone in velocità è quasi perpendicolare al terreno. Non so se si vede qui. Ah, peccato. Siamo qua sotto il drone. Abbiamo anche un pulsante per i flip, andiamo a vederlo magari sotto vento. Non si vede, ok. Andare in alto? Ancora? Motori off. Come potete vedere non è drone per imparare ad usarli. Vale 9,99. Vuoi provarlo? Questo? Signor Mattia, cosa ne pensa di questo adducetto? Caruccio per il prezzo. Non compratevelo se volete iniziare. Anzi, non compratevelo a 140. Esatto. Se lo trovate a 9,99, esatto, sì, spendeteli. Avvisatemi che me ne compro una decina. Oh, no, è un drone molto divertente. Non attaccateci GoPro o simili perché difficilmente le recupererete. Questo beep fastidioso non è del drone, ci tengo a precisarlo. Perché mi devo mettere la cintura. Abbiamo fatto un tramonto sul Simbirizzi
cazzo bisogna dirti? Che hai rotto un braccetto del drone, Ho rotto un braccetto del drone, tutto questo nastro Ah. isolante. facilmente È dovuto a aggiustabile. quello, ma ripeto, il vantaggio di questo drone sono sempre quei 9,99 99 di prezzo. Vi metterò lo screenshot nel video, Anche il link per l'acquisto. il quello- link per l'acquisto, ma ripeto, non va acquistato. In tal caso lo volessero acquistare a 9,99, se lo buttano nel carrello di Amazon, quando scenderà di prezzo Confermo. erano avvisati. Grazie a Mattia per la regia, nella splendida cornice del lago Simbirizzi. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, io mi metto la cintura mentre mettete il like. E Se ve lo volete, dico io, iscrivetevi al canale. iscrivetevi al canale, grazie Mattia.